Amici bellini, facciamo un aggiornamento di mercato senza ovviamente fare finta che non sia successo niente, però non voglio evitare l'effetto Basilea, ragazzi, cioè non va nel titolo, non va nella copertina e poi vi faccio una considerazione mia personale alla fine del video. Cominciamo. Allora, bentornati sul canale, benvenuto Mario Vassallo e a tutti i nuovi iscritti. Le giornate calde nel vero senso della parola diventano anche giornate calde di calciomercato, perché a quanto pare l'Here We Go è vicinissimo, quindi possiamo lasciare un like per il terzo colpo del Napoli, che è Sam Beukema, e possiamo andare a capire il perché. E ci spostiamo un attimo per un motivo semplice, per la questione delle liste, che sapete a me interessa moltissimo. In questo momento io lo metto qua, ovviamente aspettiamo che sia ufficiale, però sapete perché sembra ufficiale? Ho fatto un pochino di comparazioni che adesso vi mostro, perché insieme alle notizie su Beukema ci sono notizie di Vitic al Bologna, quindi sembra quasi che, insomma, mentre si stavano mettendo d'accordo, il Bologna si organizza per sostituirlo. Quindi nel momento in cui esce Beukema loro fanno entrare Vitic, che è un giocatore che il Napoli ha seguito, è un nome che noi abbiamo ascoltato più volte, abbiamo anche analizzato, e a differenza di Beukema, Vitic ha una faccio la mini analisi solita a livello di passaggi, non è proprio un fine impostatore, molto meglio per quanto riguarda la difesa, insomma, coi blocchi, i tiri bloccati, eccetera eccetera, quindi un po' più un marcatore rispetto ai passaggi. Se vado a vedere Lukumi è il giocatore completo invece, che ha percentuale sui passaggi alte, anche sui tipi di passaggi, e anche in difesa, in fase difensiva se la cava. Quindi ci cedono Beukema se mantengono Lukumi, insomma, con Viti che è più quello là di forza probabilmente, che va in marcatura, e per l'impostazione gli resta Lukumi, perché abbiamo visto che Beukema, e non vi perdete se ve lo siete persi, perché già ho fatto una mini analisi su Beukema, c'è proprio il video dedicato, e abbiamo visto che Beukema, insomma, con le percentuali di passaggi proprio in fase di impostazione è il suo punto di forza. Poi se vai a vedere la fase difensiva, proprio strettamente difensiva, ci sono cose, ma su questa cosa può anche migliorare, però è uno che fisicamente è imponente. E ho trovato anche quest'altro sito che ci fa capire un po' di cose, ce lo mette a livello grafico, e forse è più anche bello da vedere rispetto ai numeri freddi. Ho messo in comparazione Rachmani, Beukema, Buongiorno e Marianucci. Ho tolto da mezzo Juan Jesus perché Juan Jesus non si tocca, ma deve essere il quinto difensore. E come vedete Rachmani bene, molto bene nei colpi di testa, eccelle nei passaggi, anche nei passaggi progressivi, passaggi in avanti e nei passaggi progressivi. Però ci si avvicina a Beukema, vedete, nei passaggi. Non gli esce. Scusate, vi stavo facendo vedere una cosa che non si vedeva. C'è sempre un modo per risolverle le cose. Allora, Rachmani in blu, Beukema in rosa. Vedete, si avvicina a livello di passaggi. Con i passaggi in avanti forse era Lukumi, che era quello che era più adatto a quell'impostazione, però come passaggi progressivi ci siamo. Addirittura nei duelli Beukema si fa preferire addirittura Rachmani nei duelli, ma vediamo che nei duelli il migliore in assoluto è fondamentalmente Marianucci, seguito a ruota da Buongiorno. Quindi per me si stanno creando due coppie, anche a livello di caratteristiche, che si possono sposare bene. Cioè il marcatore Buongiorno, ogni tanto sta girando un video dell'anno scorso, quando Buongiorno in allenamento contro Osimhen, che lo bracca e non lo fa passare. Osimhen va pure in freva, gli tira la maglia e Buongiorno sorride. Marcatore Buongiorno, marcatore Marianucci. In fase di impostazione si fa preferire Rachmani, e si fa preferire, anche se anche qualche passaggio più
rischioso, può far meglio Rachmani, anche Beukema molto bene. Quindi in teoria, venendo qua al nostro schemetto, ho messo Rachmani, Beukema, Buongiorno, Marianucci, ovviamente con JJ, situazione di emergenza. Ovviamente però, per far entrare Beukema, io sto ragionando con un Rachmani che resta l'idea ideale è che Beukema arriva, studia senza la pressione di essere subito titolare, come arrivò Rachmani d'altra parte, e magari lo lasci andare l'anno prossimo Rachmani, che l'età avanza e magari può avere un'offerta allettante magari da campionati minori che gli danno più soldi. Però quest'anno averli entrambi è un bel lusso che mi piace, solo che per farlo entrare nella lista dei 17, Beukema, prima di tutto ti serve un portiere, quindi se non prendi 2 portieri giovani, cosa assurda, questa casella deve essere occupata da un portiere, e in questo momento io ho una casella occupata da una mezzala, perché a centrocampo servirà a qualcosa. Quindi in questo momento Beukema, nella mia idea, deve trovare posto da qualche altra parte. Se entra al posto di una mezzala, è un altro paio di maniche, abbiamo più difensori che centrocampisti e dobbiamo ragionare poi su dove mettere De Bruyne, che magari può giocare a centrocampo, sempre considerando un Lang al posto di Okafor, De Bruyne è entrato al posto di Ngonge idealmente, e poi la questione attaccante da risolvere, vicino anche Lang, insomma da quello che stiamo leggendo Beukema forse here we go e Lang tra poco, domani, insomma è facile pensare che si possano chiudere in pochi giorni entrambi olandesi. E qualche amico bellino mi stava anche incalzando sull'idea di aumentare la colonia olandese addirittura con Dumfries, perché in questo momento si sta parlando della clausola rescissoria di 25 milioni. Ovviamente lì tu c'hai Di Lorenzo, prendere un Dumfries per la panchina è veramente extra lusso, però mi ha gasato l'idea di avere una mini colonia anche olandese, tutti che si aiutano ad ambientarsi in città, non c'è la solitudine dei Lozano. Lozano me lo ricordo sempre un po' solingo, e forse anche quello non aiutò alla sua esplosione definitiva. Comunque Dumfries, no, di base se l'Inter vende Dumfries e lo dà all'estero, niente male, perché perdono quello che è stato uno dei migliori giocatori dell'anno scorso dell'Inter. Poi se lo sostituisci con l'Isserri bisogna vedere come andrà a finire, se continui ad avere Darmian, insomma se lo perdono è un punto secondo me importante, anche se non lo prendiamo noi. Quindi ricordiamoci sempre le liste. In questo momento, se mantiene Rachmani, Beukema entra qua, e quindi non ti puoi prendere una mezzala, a meno che la mezzala non te la prendi giovane tipo Yarmolyuk o altri che conosciamo. Quindi teniamo sempre presente queste cose qua. Un altro modo per fare posto a Beukema è per esempio un Raspadori che trova un'offerta, il Napoli lo vende, e puoi spostare uno Spinazzola o un Buongiorno nella lista di quelli cresciuti in Italia. O magari Beukema entra se ti togli Mazzocchi, perché Beukema via, Mazzocchi, Beukema dentro, Mazzocchi via, si è liberato il posto, e tu al posto di Mazzocchi prendi Kwanlu che è under, e quindi non c'è problema. Quindi si può fare. Potete lasciare un like per il Napoli che si muove sul mercato. Già eravate preoccupati e siamo al 3 di luglio, è appena cominciato e non possiamo essere preoccupati. E più essere stufi di sentire 50 volte al giorno sempre la stessa cosa. Siamo ai dettagli, siamo più vicini, siamo un po' più lontani, adesso ci riavviciniamo. È quello che dà fastidio secondo me al tifoso. Ma poi alla fine si chiude, gli obiettivi arriveranno. Se si chiude prima dell'inizio del ritiro, tanto meglio, perché impariamo a conoscerli meglio e si organizzano, fanno la preparazione con Conte, che non è male, e va bene. Altre cose invece ovviamente hanno bisogno di incastri, come Beukema forse aveva bisogno dell'incastro Vitic, forse anche altre operazioni hanno bisogno di questi incastri, e qui dobbiamo portare un po' di pazienza. Dopodiché io certe volte sarebbe bene fare silenzio. Forse il silenzio è la cosa migliore. Altre volte chi è sui social tutti i giorni e quindi viene anche incalzato dalla cronaca, è anche necessario dire la propria, perché anche quando non dici nulla fai male, perché nei confronti del pubblico a volte bisogna prendere posizioni sulle situazioni controverse. Anche quando non parli può essere un errore negli occhi di qualcuno. Nel caso specifico
Io mi sono svegliato, ovviamente tutte le notifiche, e mi è salita una tristezza incredibile, specialmente quando ho visto la fotografia del recentissimo matrimonio. E già lì, io che sono fresco sposato, ti parte, la mente ti parte e dice, vedi, al di là del fatto che sia un giocatore famoso, un VIP, mi è partita subito una tristezza incredibile, perché io sono fresco sposato e l'idea che dopo 5 giorni che ti sposi tua moglie ti perde, e tu, perché il mio pensiero va a chi resta, perché chi va, però chi resta soffre, e quindi già lì mi è venuta una tristezza incredibile, prima di leggere le modalità e le cose che mi interessano zero. Poi vado a scorrere le foto del matrimonio e vedo i bimbi, e là ovviamente lì la tragedia mentale mi attacca, e l'idea che uno non possa essere triste o che venga giudicato per essere triste da qualcun altro non la posso accettare. E ritorniamo al solito discorso della libertà di pensiero, la libertà di tifo, la libertà di giudizio. Io non posso sentirmi dire da nessuno come devo pensarla e come devo affrontare i miei sentimenti, e quindi si passa dalle cose futili alle cose un po' più serie. Ovviamente quando viene a mancare una persona famosa, uno non ha un attaccamento reale di affetto, come non lo hai quando succedono grandi tragedie a livello mondiale, ma tu sai la pesantezza e la gravità della situazione. Per ognuno deve essere libero di affrontare questi momenti così come se li sente, senza sentirsi dire a te non te ne frega un cazzo, oppure non te ne deve fregare un cazzo, a me non me ne frega un cazzo, e discorsi del genere che non fanno il paio anche con il modo di essere di un popolo che di solito storicamente è un popolo sensibile. Di base è un popolo sensibile, che quando succede una cosa si evita, e si evitano anche battute, perché noi siamo un popolo che qualche battuta la fa, anche alle volte di discutibile gusto. Però ho visto gente, insomma, postare la foto con la faccia di Vlahovic, alcuni hanno scritto quello sì e Nunez no, anche tifosi del Liverpool hanno fatto schifezze del genere, e giornalisti famosi senza controllare, prendere e ripostare, insomma veramente certe volte bisognerebbe prendere un bel respiro, invece di fare la corsa ad essere i primi a scrivere anche il cordoglio. Non c'è bisogno di essere i primi, non c'è bisogno di postare una fotografia dove gli hai stretto la mano, anche la foto con Spalletti che ho visto. Non c'è bisogno di essere noi i protagonisti quando succede una tragedia di qualcun altro. È sempre come se è successo questo, benissimo, ma non vi dimenticate di me, io sono partecipe al dolore, non vi dimenticate di me, io. Questo è diventato i social, la corsa al RIP. La corsa al RIP è peggio anche di quello che la radio partner ufficiale si è permesso di dire in diretta, che è stato veramente, per quanto mi riguarda, di pessimo gusto, e per quanto mi riguarda io non voglio il Napoli associato a certi atteggiamenti in nessun modo. Quindi, ma questo è una cosa mia, che è un mio sfogo personale, perché molti mi mandano i video in privato e si lamentano e vogliono la mia opinione al riguardo, e io mi sento anche il dovere di rispondere. Però ognuno faccia quello che ritiene e si prenda i giudizi di conseguenza. Da New York, Valero Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Non vi ho neanche parlato di quello che poi nello specifico rappresenta l'incidente, perché ho un'esperienza personale, quindi ogni volta che succede una cosa che riguarda le auto, vi dico solo che a me piaceva andare un po' più veloce del giusto, e dopo una cosa che accadde a una mia amica stretta, mi tolsi il vizio e cominciai ad andare molto molto piano in qualsiasi occasione, perché alle volte non è nemmeno colpa tua, ma andando piano diminuiscono le possibilità che qualcosa di brutto accada anche intorno a te, e magari c'hai più controllo per evitarlo. Basta, vi bacio.
86, tu trovavi tutti come fece lui, e proprio come a Monaco life is life, e tu prendi, sospendi e riprendi, sorprendi, come a Monaco tu ballerai, e ancora la musica a legarci tutti, come la grande mela che non dorme mai, il frutto delle scelte di una vita che racconti.